Giornata conclusiva oggi della settimana della protezione civile in piazza Cavour. Tutti gli operatori che solitamente sono presenti durante momenti difficili, tra cui il Libero Consorzio e la provincia, fanno vedere oggi una prova pratica di quello che fanno quando c'è bisogno il pronto intervento. Ecco, oggi ne parliamo con il commissario del Consorzio Libero Consorzio. Io sono qui per dire grazie agli operatori, sono tecnicamente molto preparati e molto bravi, sono volontari, lo fanno a titolo gratuito, sono venuto qui per ringraziarli, mi sembra doveroso. Inoltre vorrei sensibilizzare l'opinione pubblica, queste operazioni, questi strumenti di cui disponiamo vanno coltivati, non dobbiamo ricordarci di loro soltanto quando c'è bisogno, ma prima, perché quando c'è bisogno allora sono pronti, ma se li dimentichiamo prima poi non possono intervenire. Dobbiamo essere presenti e aiutarli perché lo meritano e ne abbiamo bisogno. Oggi giornata conclusiva della protezione civile, la settimana della protezione civile, una manifestazione qui in piazza Cavour, presenti anche i vigili del fuoco. Qual è il vostro impegno attivo e fattivo, non solo oggi, cosa farete, ma durante tutto il periodo quando c'è bisogno del pronto intervento? Noi diciamo che siamo alla collaborazione di quelle che sono le varie emergenze, la prefettura. Oggi siamo qua per sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica all'uso. Faremo una piccola simulazione di un recupero di una persona dal terzo piano. Ecco, solitamente quanti sono i tempi? Insomma, è tutta una squadra che interviene, abbiamo visto diversi operatori, la Regione, il Libero Consorzio, associazioni di volontariato, tutte pronte quando succede un'emergenza? Sì, senz'altro, è una macchina che mette in moto la prefettura e che noi collaboriamo a secondo delle emergenze. Ecco, la prova pratica in cosa consiste? La prova pratica consiste praticamente nel recupero oggi di una simulazione, il recupero di una persona che sta male dal terzo piano. La metteremo su una barella e la faremo scendere con l'autoscala dal terzo piano fino al piano di calpestio per poterle dare le prime cure. Oggi giornata clou dopo una settimana intensa, in cui avete fatto diversi momenti della protezione civile. Che messaggio lanciate oggi e quanto è importante il vostro lavoro? Allora, si conclude oggi una settimana molto impegnativa dove abbiamo cercato di sensibilizzare le persone a una cultura di protezione civile, abbiamo fatto degli incontri per le scuole da remoto e in presenza. Oggi concludiamo questo evento, questa settimana nazionale della protezione civile, con un'esercitazione. Simuleremo quindi un crollo di una palazzina qui in piazza Cavour e il recupero di un ferito. Grazie a Croce Rossa e a tutte le associazioni volontarie e ai Vigili del Fuoco realizzeremo questo evento esercitativo. Oggi anche voi presenti a questa esercitazione, ma presenti sempre quando c'è un'emergenza, vero? Certo, noi siamo stati sempre presenti, in questi giorni siamo stati anche impegnati nelle ultime emergenze idrogeologiche che ci sono state in provincia. Ed è questa la conclusione della settimana di protezione civile Io non rischio, che finalmente dopo tanto tempo riprende con i volontari in piazza e siamo tutti assieme. Ringraziamo anche il Libero Consorzio che ci ha dato la possibilità qua di essere tutti insieme e di ritornare ad essere operativi come lo siamo sempre stati. Sì, noi stiamo facendo delle simulazioni con i nostri truccatori e truccatrici dove hanno simulato delle scottature, dell'abrasione, delle uscite di rotture di osso e verrà fatto questa simulazione insieme ai Vigili del Fuoco dove prenderemo un ferito, lo scenderemo e faremo il vero e proprio. Ovviamente queste simulazioni speriamo che rimangano sempre tali e questa settimana della protezione civile è molto utile per tutti noi e tutte le associazioni per esercitarci. La vostra azione oggi è presente anche qui ad Agrigento, ma voi operativamente siete presenti dove? In tutto il territorio di Agrigento e oltre. Ecco, qual è la vostra struttura, come vi muovete? Noi abbiamo alcuni mezzi come il modulo pick-up con incendio e idrovola, poi abbiamo una torre faro e altri mezzi che abbiamo di associazione. Siamo su Palma Montechiaro e ci muoviamo oltre. Oggi siamo qua in rappresentanza anche delle Misericordie della provincia di Agrigento, partecipiamo a questa giornata esercitativa, dimostrativa,
a conclusione della settimana della protezione civile che ormai assume un'importanza fondamentale nella vita sociale di tutti i giorni, con interventi in qualsiasi periodo dell'anno, nel periodo estivo con gli incendi e adesso purtroppo con le emergenze idrogeologiche. Attività che vedono coinvolte tante famiglie, tante volontari. Sindaco, presente a questa iniziativa oggi, conclusione della settimana dedicata alla protezione civile. Sì, interessante settimana di lavori, la protezione civile provinciale si è data da fare, oggi c'è la giornata conclusiva, qui questa domenica in piazza Cavour, c'è stata anche una simulazione di un intervento di soccorso. Penso che possa essere soddisfatto per quello che questi ragazzi e questi operatori riescono a fare per la nostra incolumità. La nostra città è dotata di un piano di protezione civile, Sindaco? Sì, certo, sicuramente la protezione civile comunale è anche ben organizzata, ha il suo piano, abbiamo dei sistemi di allerta efficienti, siamo tutti sempre ben collegati penso che anche la nostra protezione civile abbia un ruolo importante in questa manifestazione.